Amici, benvenuti al secondo incontro dedicato alla lettura condivisa del mio romanzo Anna Rosa de Rios, pubblicato per le edizioni Nor. Anna Rosa de Rios, secondo appuntamento. Mamma aveva 21 anni la prima volta che n'era andata alla festa in campagna di Sant'Antioco. Era il 1912. Mamma Ielogu non voleva mai che mia mamma usciva da casa, né sola né accompagnata, ma insistendo e ancora insistendone, e che si era messa in mezzo pure una cugina di primo grado di nonna, che la chiamavano Tia Speranza, finalmente si era decisa a mandarla a Sant'Antioco, a 21 anni, almeno già si era fatta grande. Quel giorno della partenza a Manzanughitto, fidi giusto al veschende, Tia Speranza, la cugina di mamma Ielogu, dice che era arrivata al palazzotto di Turre, nella corte di dietro, seduta sopra del cavallo, e tutto saprottiscione di gente a seguito. C'era Tiu Bainzu, il marito di Tia Speranza, la figlia Embenia, che aveva la stessa età di mamma, Tia Paolina, che era la serva vecchia di Tia Speranza, che lavorava da loro da quando era nata e le accompagnava a ogni posto dove andavano. E poi dice che c'erano tutti questi giovinotti pagati per accompagnarla a Sant'Antioco, che gli toccava di sistemare su vendente, dove dovevano andare a vivere in quei giorni, preparare il fuoco e portare tutte le cose, e così. Mamma mi aveva raccontato che Tia Speranza era una donna troppo grassa e alta, aveva gli occhi niedo spidigoso e la pelle era bianca come la dovevano avere le signore. In tempo de dando aveva i capelli canoso, a mogno, proprio in cuccuru, su brassa conca. Io non l'ho conosciuta, ma dice che era una donna di carattere forte, s'ammere in domo fidissa. Era lei a comandare tutto in casa sua, e forse è per quello che mamma Ielogu ce l'aveva simpatia. Quella mattina dice che a mamma l'avevano fatta sedere sopra di un cavallo. Poche volte c'era alzata prima di quel giorno. Zio Eugenio aveva fatto fare per lei una di quelle selle a sedere a una parte. Io me la ricordo a quella sella perché era a casa di nonna quando ero piccola. Me la ricordo che era bella, tutta a ricami di fiori colorati a giro del bordo. Bella e bia, vidi. Mamma dice che si sentiva troppo bella seduta in alto sopra di quel cavallo tutto addobbato a festa, guardando a tutti dall'alto come se n'era davvero una regina. Tia Speranza l'aveva svegliata a prepararsi per andare alla prima messa. Mamma si era preparata bene, tutta messa a posto e pettinata, insieme a Imbeni e alla zia erano andate alla funzione. Anche quella messa, che di solito la annoiava troppo, quella mattina le sembrava troppo bella. Le parole del prete messo di schiena a quelli che ascoltavano e le altre donne inginocchiate a terra con le gonne che facevano una ruota, tutto bello era. Finita la messa, Tia Speranza le aveva detto: «Peppi, Deo in bene e setamusu pro confessare, ma tu ha mannato chi deri manzano e passato per di mameli a domostra, e tu sei già confessata. Noi sì, faghimos impresse, tu i settanos in fora». Così, finita che n'era la messa, mamma dice che si era fermata vicino all'uscita della chiesa, proprio poco spasso sotto il suo portale, aspettando uscirne sua cugina e la zia, che si erano rimaste dentro a confessare. Mamma era lì, ferma, dritta, tettera che fusu, aspettando a quelle due che dovevano uscirne. Tottinduna dice che si era avvicinata una ragazza di Marghisei, anche lei lì a Sant'Antioco per la festa. L'Elene Ghessa si chiamava questa ragazza, fedele di mamma era. «Oi, donna Peppi, ma mostra, bosa la saduenne a Sant'Antioco, è tanto un'offidora, de oggi abbienzo sempre, da quando tenia tu i canno su bienzo, e poi si sa prima volta, vero? Noi fedele siamo». Mamma dice che se l'aveva guardata e l'ha risposta: «Eia, fedalese, ello mamma non mi la sai bennere, e Deo te podia vaghere, in domo comandatissa, ma o canno già m'ha giuato Tia Speranza, e gaiso potete ennere Dio puru». Mentre ne era parlando con l'Ellene, dice che mamma si era sentita come guardata da qualcheduno, e per quello ne aveva alzato gli occhi da terra e aveva iniziato a guardarsi a giro. A un certo punto, proprio dietro alle spalle di l'Ellene, appoggiato a sagontonata di Sagresia, aveva visto a questo giovinotto, alto, con i capelli rossi e mossi, ischirizzati. C'aveva la pelle bianca,
tutta piena di vintirinos, e gli occhi erano scuri. Dice che era fissandola troppo. Mamma dice che quasi quasi si era sentita mancando e si era pensata dentro di lei: e chi è scustu? E te mi cherede? E te tenete da abbaidare? Perché non la smetti a fissarmi così, maleducato? Si pensava lei. E se qualcuno lo vede a guardarmi con quegli occhi sopra di me? Subito, appena che aveva incrociato gli occhi con lui, si era avvampata. Dice che aveva abbassato la testa perché si sentiva troppo vergognosa. Di notte, dopo che avevano cenato, tutti se ne erano usciti a friscurare fuori del pendente. Erano seduti tutti a giro, Tia Speranza, il marito Bainzo, Imbenia, mamma, qualcheduno dei servi, e c'era pure Tia Paolina. Quella sera tutti chiacchieravano uno con l'altro. L'unica che era de malaspezia era mia mamma, seduta a una parte, muda che crastu, a faccia nel petto. Dice che Tia Speranza aveva detto alla serva: «Oh Paolì, all'ischisi chi assistita e sa missa questo manzano, nos ha salutato un zovano piliruio, creo che sia de trimpanoso. Andischi qualche cosa tue. Paolì, tu lo conoscesi. Ammenta mettelinarana questo piliruio». Era sicura che tia Paolina capiva come fare per restare al gioco suo. «I ti spera! Ma de chi è il nande? De Francisco Erioso!» E la padrona di casa dice che le aveva risposto: «Questo manzano, quando siamo il vestito al da confessare, Peppina non fi disettende su Giannile Gresia e fi fedende con l'Ellene Chessa. Isso vi dà arrambata a sa contona de Gresia e da che siamo spassatas nos ha salutato». E così tia Paolina aveva iniziato il racconto su Francisco de Rios. Francisco de Rios è di Trimpanos, sono di famiglia povera. Gente povera ma bravoso, lavoratori e gente onesta ne sono. Francisco mi pare de chi este sue trese de battolfizoso, dopo di lui mi sembra che c'è una femmina e prima di lui altri due maschi. Se non mi vado sa femmina linarana Luchia, mica c'hanno una campagna piccola all'Acanas adesso universabile, la campagna vostra ti spera. Questo Francisco dice che fa il calzolaio e aggiusta le selle anche. Infatti a Marghisei ci viene dai tanto in tanto in inverno, quando non può lavorare in campagna del babbo. La chisesta imparata a fare a sedda, sagando che vede a continente, va a tende su militare. Dice che in famiglia sua è l'unico a averci i capelli rossi, che ne li ha presi del nonno, il babbo di sua mamma. Mi hanno detto che Francisco è troppo devoto di Sant'Antioco, infatti ci viene ogni anno alla festa, mai ci manca. Narana chi è pettento sa grascia de Sant'Antioco. Dice che lui era in nave tornandone del continente, che aveva finito il militare. Era proprio la notte della festa nostra. Nachi dai sunudda, a un certo punto, esti scoppiata a piore, e lampos e tronos, chi pariata e tendele su mundu. Un temporale estivo era, su che luna chi vin nieddu che pighe, e nuvole tutte caricate di pioggia, e su mare nacchiata incominciata a si unfiare, e un dalmannasa che palattoso. Dice che tutta la gente dentro della nave ne erano a urla, a chi piangendo, a chi pregando, a chi a vomiti, a chi nascondendosi sotto alle cose. Savine su mondo vidi. Francisco nachi si tremiata che fozza, perché non sapeva nuotare, so sardo, so consumare, pago de accordo biandana. Ma nanato che a un certo punto la nave se n'era quasi girata a un fianco per colpa del mare in burrasca. Francisco vide disperato da esa dimoria. Ne era preso dal terrore, dice che se n'era inginocchiato a pregare. In quel momento si era ricordato che a Marghisei, proprio quella sera lì, si faceva la festa di Sant'Antioco. Nachisesti invocata a isse, chiedendogli la grazia di salvarlo, e a promessa, se lo salvava, dall'anno dopo mai più doveva mancare né alla novena né alla festa che i marghiseino fanno in onore suo. Sant'Antioco nacchi ha fatto su miracolo. In 3 battorotto il mare si era calmato, tutti in duna, e la nave non era affondata. Francisco e tutti gli altri salvati si sono. Da allora mai più è mancata Sant'Antioco a fare esa promessa.